Ciao avventurieri e benvenuti in questa nuova motoavventura. Oggi sto risalendo la strada provinciale 45 in direzione Nuoro per ricongiungermi ai miei amici Mario e Francesco, insieme ai quali, attraversando i passi di montagna più alti e scenografici dell'isola, raggiungeremo il monte Santa Vittoria di Esterzini, una meravigliosa ed isolata vetta panoramica che supera i 1200 metri di altitudine, dove lo sguardo può spaziare liberamente su gran parte della nostra incantevole isola. Andiamo avventurieri, scopriamo insieme questa spettacolare cima panoramica di Esterzini. Siamo arrivati a Nuoro e ora incontriamo con gli amici di Nuoro il grande Mario, la mia guida del centro Sardegna, che ci farà fare un bellissimo itinerario in direzione chiosco della solitudine. Ora qua dovrebbe essere già arrivato. Eccoli, sono già in posizione. Bene avventurieri, stiamo partendo direzione Mavoiada. Il baretto era chiuso e Mario vuole fare colazione. Guardate la città di Nuoro, che bella, dominata dal Monte Ortovene. Guardate questo strano mezzo col sidecar, monta praticamente un pneumatico posteriore di auto quadrato. Qui stiamo percorrendo la strada per Mavoiada, guardate che panorami. Seguire Mario è sempre un piacere, fa fare degli scollinamenti spettacolari e oggi ne faremo tanti. Questo è il paesino di Mavoiada, eccoli qua, stiamo entrando in paese. Qui da poco si è svolto un motoraduno, ma io ero perso nella valle di Lanaizzo. Attraversiamo Mavoiada e proseguiamo verso la meta di Ulgi, il bellissimo Monte Santa Vittoria. Vediamo, forse ha intenzione di fermarsi a un baretto. Fermiamo qua al bar. Bene, dopo la sosta caffè a Mavoiada ripartiamo verso Gairo Tatisara. Faremo una serie di bellissimi passi ora. Guardate che bella la chiesa. A Mavoiada ci sono bellissimi murales, guardate, che
abbelliscono il paese. Proseguiamo per Fondi. Tra le curve, stiamo percorrendo il passo Carafai, che è una vegetazione stupenda, è un'area pura come pochi luoghi. Centro Sardegna è fantastico, per non parlare della strada, ma i tornanti e le curve non finiscono mai. Guardate che natura stupenda e che vedute. Stiamo salendo di quota. Guardate che ballate. Non c'è anima viva, solo aquile, mufloni, un Africa Twin, un KTM e una BMW. Madonnina spettacolare, dovrebbe esserci un bellissimo punto panoramico di qua. Wow, guardate che veduta, solo tu li conosci questi posti. Che veduta spettacolare. Questa è la vecchia strada da Nuoro che collegava con gli altri. Ecco, qui siamo al passo del Correboi con Mario e Francesco. Guardate che spettacolo, è una veduta spettacolare che solo Mario sa trovare. Guardate che meraviglia. Adesso noi posteggeremo tutta questa valle, davvero un panorama stupendo. Qui ovviamente l'inverno è tutto bianco, mi diceva Mario, vero? L'inverno qua, quando ci vuole la motoslitta. Riprendiamo il nostro tragitto verso il Monte Santa Vittoria e affrontiamo le bellissime curve del passo Correboi. Vedete, ci sono gli indicatori per la neve. Il passo Correboi nasce anticamente come un percorso della transumanza, separa i territori dell'Ogliastra da quelli della Barbagia e con i suoi 1246 metri di altitudine rappresenta il valico motociclistico più alto della Sardegna. Stiamo incrociando degli altri avventurieri. Passando sotto il ponte che conduce a Fondi, guardate, c'è un fiume che scorre,
girano solo al centro Sardegna. Questa è una stradina un po' masconcia, ma molto scenografica e panoramica. Sono le mucche al pascolo. Qui vicino ci sono le cascate di Baumela. Abbiamo appena passato la deviazione, anche quello un bellissimo sito da visitare che porterò sul mio canale prima o poi. Siamo a Villanova Strisaili, vediamo se passiamo all'interno di questo centro. Piccolo paesino, anche qui poche anime, ma molto scenografico. Percorsi anche da fare in bici. Ora ci innestiamo da questo vecchio ponticello che ancora regge, vediamo dove ci conduce. Binario ferroviario. Posti unici della Sardegna. Ovviamente consiglio sempre di farli in compagnia, perché alle volte qui la rete telefonica non prende ed è bene essere più persone. Dove lo trovate un'isola con tutte queste caratteristiche che vi fa spaziare dal mare alla solitudine e all'assoluta pace della montagna, di queste valli uniche. Che bella Perdaliana, anche qui un giorno saliremo a visitarla. Oggi proseguiamo per Cairo Tachizara. Riprendiamo anche Francesco mentre danza tra le curve di questi meravigliosi passi con la sua nuova BMW F900R. Facciamo una piccola sosta per ammirare il panorama e
per cambiare le batterie. Stiamo percorrendo la strepitosa strada statale 198 da Cairo Takisara verso Seulo Sassai. È spettacolare, immersa tra questi boschi, è ricca di tornanti a non finire. Arrivati a Usassai, un paesino diroccato in questa valle. Tanti altri biker di varie nazioni oggi. Ora stiamo percorrendo il passo Arcueri, appena dopo Usassai. Sono strade davvero insidiose. Biker svizzeri che fanno di fretta oggi. Vedete, siamo al valico Arcueri. Dobbiamo svoltare per Esterzili. Ecco qua, stiamo arrivando alla nostra meta. Andiamo? Questa è la strada che ci conduce alla nostra meta, Monte Santa Vittoria, ai piedi del quale si trova il paesino di Esterzili a 700 metri di altitudine. Iniziamo il nostro percorso verso questi scenari meravigliosi della natura che solo la Sardegna sa offrire. Guardate che panorama, sembra un po' di percorrere la strada che conduce al Bruncuspina del Gennargentu. Il paesaggio è simile, abbiamo anche qui le rocce
di scisto e la vegetazione si fa meno concentrata. Ora si riprende a salire di quota, guardate c'è una bella pendenza, 17%. Stiamo procedendo verso la vetta. Qui mi sembra un po' di salire al Monte Limbara, del resto l'altitudine è più o meno quella. Questo monte raggiunge la vetta di all'incirca 1200 metri, poco più. Che meraviglia questo bosco di pini, a stento filtrano i raggi del sole, è spettacolare. Guardate che veduta pazzesca questa strada. Ancora dobbiamo salire di quota verso il monte. Scendiamo verso sud, guardate che panorama unico. Dalla vetta del monte si dovrebbe avere una visuale su gran parte della Sardegna, Oristanese, Campidano, Ogliastra. Prima di salire al monte andiamo a visitare il paesino di Eserzili, poi saliamo in cima. Guardate che tornanti, un luogo spettacolare. Un bastone antincendio. Eccoci qua, stiamo arrivando in paese. Via Santa Maria. Tutto bello in pendenza questo paesino, con curve strettissime. Stiamo arrivando al centro storico, guardate che bello, anche questo abbellito da murales. Sono vicoli abbastanza stretti, per fortuna noi siamo in moto. Questo è il palazzo comunale, bellino. Conta circa 700 abitanti.
stabilimenti, sicuramente della forestale, non saprei. E noi continuiamo a salire di quota. Qui c'è una specie di sito archeologico, poi vediamo di cosa si tratta. Guardate che panorama strepitoso, e ancora non siamo in vetta. Ecco qua la vetta a 1200 metri, si sale di qua. Saliamo su adesso, sì. Bene, portiamo alla vetta. Qui la strada è selciata, non è più asfaltata, ma dovrebbero essere pochi metri. E anche il BMW qui davanti. Bellissimo, ci stiamo addentrando all'interno della pineta verso il punto più alto. Qui c'è anche la vedetta forestale più alta della Sardegna, se non una delle più alte. Eccola qua, è da tempo che volevo raggiungerla. Allora avventurieri, siamo arrivati nella cima più alta del Monte Santa Vittoria. Alle mie spalle c'è la vedetta forestale, qui i nostri mezzi, e c'è qualcuno di Escalaplano che sta facendo il pranzo. Quasi quasi rimaniamo anche noi a mangiare un bel arrosto. Ci incamminiamo verso questo versante, vediamo cosa riusciamo ad ammirare. La moto la lasciamo ferma di là, tanto sono pochi metri a piedi. Vedete lì, vedo una costruzione fatta in pietra, un accumulo di sassi che sicuramente indica una vetta. Wow, guardate che spettacolo. Qui ci sarà una veduta strepitosa. Voglio salire direttamente in vetta insieme a voi dal punto più alto. Guardate. Wow, guardate che meraviglia. Fin dove si spinge lo sguardo, spettacolare. Qui ci sta la vedetta. C'è una veduta pazzesca, ragazzi. Quello laggiù è Sterzili. Peccato c'è un po' di foschia, altrimenti si dovrebbe arrivare a vedere anche l'Oristanese, il Campidano, laggiù in fondo. Ma è spettacolare questo luogo. E poi ecco laggiù in fondo vedo Perdaliana, prima eravamo di là, e quelli sono i monti del Gennargentu. Guardate come sono con le punte arrotondate. Vi ricordate quando siamo andati a Punta la Marmora? Per chi mi segue, c'è un panorama strepitoso, mi sento quasi sospeso tra cielo e terra. È spettacolare. Se capitate in zona qui non perdetelo, perché è uno dei punti più panoramici che abbia mai visto. Ritorniamo indietro e andiamo a vedere
l'altro versante ci dovrebbe essere anche un recinto megalitico, a testimonianza del fatto che questo monte era abitato fin dall'antichità, essendo un punto strategico di avvistamento, quindi un luogo sicuro per avvistare in tempo gli invasori. Ora riprendiamo un po' l'arrosto del giorno, perché scendiamo al tempio improvvisato, ma in uno scenario meraviglioso. Mi sta venendo una certa fame. Eppure ci sono anche i gamberoni in lista. Sta cercando il buco. Ora proseguiamo verso questa torretta. Vediamo un po' il panorama da questo versante. Qui siamo ormai arrivati a questa vecchia costruzione. Guardate, fatta in pietre di scisto. Wow, anche qui c'è una veduta pazzesca. Guardate che spettacolo. Guardate anche di qua che panorama pazzesco. Si vedono i vari laghi della Sardegna. Veramente un panorama strepitoso. Il quale ho inquadrato dall'altra parte. Il versante nuovo è questo. Guardate, merita veramente una visita a questo luogo, è stupendo. Qui hanno fatto una sorta di scaletta per salire in cima. Ora salgo proprio di qua. Guardate avventurieri, sono arrivato in cima a questa vecchia torretta e qui si domina tutta quest'altra vallata. C'è un panorama che lascia a bocca aperta, è qualcosa di incredibile, è veramente più che stupendo. Bene avventurieri, anche questa nuova motoavventura alla scoperta del Monte Santa Vittoria volge al termine. Mi raccomando, se anche questo video vi ha emozionati lasciate un like, condividetelo con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime avvincenti destinazioni. Ciao avventurieri!